Scopelliti candidato alle europee, un'opinione? È una vergogna che il partito del ministro dell'Interno, che dovrebbe garantire il rispetto della legalità per primo, candidi in Calabria l'ex presidente della regione dimessosi perché condannato in primo grado a 6 anni per falso in bilancio. Noi chiediamo un atto di coerenza al ministro dell'Interno Alfano, se è un vero leader di partito e se vuole veramente rispettare la legge, ritiri la candidatura di Scopelliti. Lei è stato commissario qui in Calabria e adesso ritorna per la campagna elettorale, quindi chi meglio di lei può sapere di che cosa ha bisogno questa regione, soprattutto ovviamente in vista delle elezioni europee? Ma questa regione, come tutto il sud, ha bisogno di rilanciare e riscommettere su se stessa, però mettendo le energie, gli uomini e le donne migliori, non certo chi ha subito delle condanne e metterlo in prima fila a guidare la macchina, perché evidentemente la macchina va a sbattere. C'è bisogno di legalità, di rispetto della questione morale e di puntare sulle risorse della Calabria, che sono straordinarie, un patrimonio storico, paesaggistico, tutto quello che abbiamo al sud e in Calabria credo debba essere il nostro futuro. Dobbiamo essere in grado di amministrarlo per il meglio. Certo, chi amministra viene condannato per falso in bilancio, è difficile che possa pensare di costruire un futuro per i calabresi onesti. Noi dell'Italia dei Valori siamo dalla parte dei calabresi onesti, che sono la maggioranza, che non vogliono stare lì a ottenere qualche favore, ma vogliono garantito il loro futuro. Ed è per questo che noi pensiamo che la Calabria meriti di essere rappresentata in Italia, in Europa, ma anche a livello regionale, in modo sicuramente diverso e migliore. Si parla tanto dei fondi europei, sono anni che si parla dei fondi europei per il rilancio del meridione, però poi si scopre sempre che ci sono questi fondi che rimangono inutilizzati. Qual è la ricetta di Italia dei Valori invece per l'utilizzo di questi fondi? Ma la ricetta è molto semplice, ci sono dei fondi messi a disposizione dalla Comunità Europea, le regioni, la Calabria non li utilizza, evidentemente chi ha gestito fino ad oggi la Calabria, il governo del centrodestra, o non li ha voluti utilizzare, lasciando nella povertà e nel disagio le piccole e medie imprese e la Calabria, o non le ha sapute utilizzare. Nell'un caso o nell'altro bisogna togliere di mano a questo governo di centrodestra la gestione della regione e mettere al posto giusto persone competenti e oneste che possono garantire l'utilizzo dei fondi nell'interesse della collettività. Decreto lavoro? Decreto lavoro non si può puntare sulla precarietà, l'Italia ha bisogno di vera occupazione, le piccole e medie imprese devono essere messe nelle condizioni di poter essere competitive sul mercato, abbassandogli le tasse, consentendogli delle assunzioni, non si può puntare sul precariato, un contratto a 36 mesi di apprendistato lo rinnovi 5 volte, 8 volte o 10 volte, sempre precariato è. Noi riteniamo che per rilanciare l'economia italiana ci sia bisogno di puntare a un lavoro stabile, vero, che poi qualcuno voglia cambiare lavoro, ben venga, ci sta pure, ma questo è un altro tema, ma fondare tutto sul precariato alla fine non è la soluzione dei nostri problemi. Il vero problema è la ricetta che ha dato l'Italia dei Valori, è quella di sconfiggere evasione fiscale, corruzione, prendere quei fondi e la mafia, prendere quei fondi e destinarli alle famiglie, alle imprese per fare in modo che possano assumere e si possa creare nuova occupazione. Da qui un'iniziativa di Italia dei Valori che forse sta passando in sordina, che è quella della raccolta delle firme iniziative popolare per l'abolizione della legge Fornero. Non è che sta passando in sordina, Diciamo è scomoda, è è scomoda. Noi abbiamo dichiarato guerra alla riforma Fornero perché riteniamo che la riforma Fornero abbia danneggiato la peggiore riforma del lavoro che sia avvenuta nel nostro paese dal dopoguerra. Ha danneggiato in un solo colpo datori di lavoro e lavoratori. Ecco, noi riteniamo che vada totalmente rimossa, vadano al contrario ripristinati i diritti degli esodati, nessuno ne parla più, sono 300.000 persone che sono rimaste disoccupate da un giorno all'altro e in competizione con i loro figli che oggi cercano lavoro perché disoccupati. Ecco, va rimosso tutto, vanno invece prese le risorse che ci sono per fare in modo che venga finanziato nuovo lavoro. Il Job Act di Renzi punta alla gestione del lavoro che c'è, ma noi in realtà pensiamo che il lavoro non ci sia e la nostra proposta è completamente diversa, diciamo costruiamo nuova occupazione, rilanciamo le piccole e medie imprese e vedete che l'Italia tornerà a essere competitiva. Certo, se in Europa si pagano il 21% di tasse le imprese
ed in Italia le imprese pagano il 46%, è complicato pensare che le imprese italiane possano essere competitive. Allora facciamo pagare le tasse a tutti, ma abbassiamo le tasse alle imprese. Vedrete come scattano le assunzioni e come si rimette in moto la macchina dell'economia. In caso contrario il resto sono tutte soluzioni inutili, spot elettorali, ma il giorno dopo le elezioni nuovamente ci risveglieremo disoccupati e senza futuro.